Fatevi un uomo, belli, caldi, a portata di mano, e costano pure poco. Donne, guardatevi quel tizio che vi sta accanto sul divano. Non sarà il momento di sostituirlo con un compagno a ore? Ed è subito polemica. È Duce Mania, magliette, calendari, portapenne, l'immagine di Mussolini è ovunque, ma tutti i figli segreti di Benito ora chiedono i diritti. In esclusiva, gli scottanti documenti di una causa miliardaria. Mister Simpatia, piace alle donne, ha successo, c'ha un sacco di soldi, ma ha un unico neo, racconta barzellette e pretende che la gente si sganasci. Noi però non ci facciamo intimidire, ride bene chi ride ultimo. E inoltre il nuovo John Wayne, un quiz da 400.000 euro e in esclusiva mondiale la grande intervista a Michael Jackson. E infine, perché il diesel fa fumo? Dove finiscono le palline dei biliardini quando non le trovi più? La verità su Totò, tutto su Cacà e il segreto per tenere a lungo la pipì. Tutto questo stasera a Artù. Grazie amici, grazie. No, troppo buoni. Bene. Bentornati ad Artù, l'appuntamento che ormai è entrato nel DNA degli italiani. Io saluto subito le nostre 4 ragazze, Nara, Flo, Yatte e Maristel. Grazie. C'è una bellissima notizia. Dopo la reunion delle Spice Girl, anche loro hanno formato un gruppo, si chiameranno le Cassola Girl. Si sono esibite ieri alla festa padana di Ponte di Legno, hanno ballato il Va Pensiero in perizoma e adesso la Lega non ce l'ha più duro, ce l'ha d'acciaio! Pensate che Calderoli alla fine del balletto aveva i piedi in Italia e un'altra cosa che non vi dico in Svizzera. Ecco. Bene, vediamo alle notizie più importanti della settimana. Non so se avete letto anche voi, quella ragazza che è afflitta da una malattia riesce ad avere 200 orgasmi al giorno. Bene, c'è una bella notizia, si è sposata questa ragazza e ieri al prete che gli diceva vuoi tu sposare questo uomo, lei ha continuato a rispondere sì. Oh, è ancora lì, non hanno ancora finito la cerimonia, è ancora lì, bene. Un'altra notizia è questo sondaggio, che purtroppo è un sondaggio di marketing molto interessante. Allora, secondo questo sondaggio il 45% degli italiani purtroppo pensa che i rumeni siano troppi, mentre il restante 55% è rumeno. L'ultima notizia che volevo darvi, Casini ha rimproverato Berlusconi, che sembra che non gli abbia fatto gli auguri per il matrimonio. Berlusconi gli ha risposto: se dovessi ricordarmi, caro Casini, tutte le volte che ti sposi. Andiamo ragazzi, andiamo che c'è da lavorare. Allora, bene. Allora, ragazze, so che Flo dovresti avere una notizia bomba, credo. Certo. Allora, andiamo. Silvio, il punto G è lo shopping. Silvio Berlusconi ha trovato il punto G. Ho scoperto che cos'è per le donne. È l'ultima lettera di shopping. Così, con una battuta, il cavaliere ha concluso il suo giro di acquisti alla mostra mercato dell'antiquariato a Verona. Ecco, Flo, qual è il tuo punto G, la tua zona erotica?
Per me è anche il shopping, diciamo così. Ah, lo shopping anche per te, quindi Sì, Berlusconi sono ha ragione con lui, per te. sì, Bene, certo. allora, lanciamo il tema di questa sera con questa notizia. È un tema spinoso, lo so già, mi accuseranno di essere di sinistra, mi diranno che non sono equidistante, probabilmente mi daranno del polonio, mi uccideranno col polonio, probabilmente istituiranno una commissione tipo la Mitrocchi, mi faranno fuori, ragazzi, ve lo dico subito, perché io sto dicendo una cosa che nessun italiano ha mai avuto il coraggio di dire. Bene, ragazzi, tenetevi forte. Le barzellette di Berlusconi non fanno mai ridere. Oh. Ci sono dei... Ho dovuto liberarmi, scusate, ma ho dovuto liberarmi. Ci sono dei capi di Stato che non vengono più in Italia perché hanno il terrore di sentire le barzellette di Berlusconi. Ma vediamo i numeri di questa epidemia, di questa pandemia. Abbiamo preparato una scheda. Vediamo. Ogni giorno nel mondo si raccontano 3.666.312 barzellette così suddivise. Il 15% al mattino nei bar, il 10% durante le pause caffè, il 5% in pizzeria con gli amici e il restante 70% le racconta Berlusconi in ogni occasione, giorno dei morti compreso. Fonte Feder Staccanovisti. È stato calcolato che in una sola giornata di lavoro Silvio Berlusconi racconti dalle 416.000 alle 628.000 barzellette, pari a 20 volte la produzione lorda di Gino Bramieri e 12 volte quella degli attori del Bagaglino. Fonte Cookident. I luoghi dove Berlusconi ama raccontare le sue barzellette sono alle convention di Forza Italia 20%, durante le riunioni dei capigruppo alla Camera 15%, ai giornalisti fuori da Montecitorio 28% e il restante 37% la sera per fare addormentare Paolo Bonaiuti. Fonte Famiglia Bonaiuti. Ma c'è una domanda che inquieta l'Italia. Il giorno che qualcuno oserà dirgli «A Silvio, questa è vecchia, la sanno tutti», che ne sarà della razza umana? Bene. Per cercare di capire, che noi siamo qui per cercare di capire, noi non l'abbiamo con il Berlusconi politico, semplicemente noi cerchiamo di capire, di comprendere perché un uomo debba continuamente raccontare delle barzellette, credendole divertenti, spacciandole anche per sue. Chi abbiamo chiamato? Il massimo esperto italiano in opere d'arte e nani da giardino, Filippo Daverio. Entra nella testa della gente e quasi sempre ci trova un bel casino, la psicologa Caterina Vignoli. Conosce Berlusconi da quando Silvio non aveva ancora i capelli, Cesare Cadeo. Allora, io vorrei iniziare questo dibattito sulle barzellette di Berlusconi con un reperto, perché è chiaro che noi dobbiamo andare sulla materia viva. Allora, Paolo, io ti chiederei il reperto 3, guardiamolo insieme. C'è Berlusconi che va con la signora Veronica a fare spese in centro. A un certo momento si ferma davanti a una vetrina e dice: «To, guarda, blue jeans 8 euro, magliette 3 euro. Completo da sera 10 euro», dice. Ma poi si lamentano che ci sono i prezzi alti, ma guarda questa gente, i soliti della sinistra che si lamentano dei prezzi, io dico io, e Veronica dice: «Vieni via Silvio, vieni via». Dico: «Ma no, ma guarda, anche qua addirittura un materasso completo 20 euro. Dice: «Vieni via». Dice: «Silvio, vieni via dalla tintoria». Onestamente, faceva ridere questa barzelletta? Sì. Beh, onestamente sì, difatti lo studio ha riso, no? Mi sembra la cosa più... Cioè, secondo voi questa barzelletta faceva ridere? Allora, scusa Paolo, mandiamo al reperto 5. Ho saputo che l'altro giorno c'era un ragazzo che curiosava qui allo Zoo di Roma presso la Gabbia del Leone e così imprudentemente mise la mano nella gabbia. Il leone gli si è scagliato contro e lui ha subito sottratto la mano. Giornalisti intorno, domande, e alla fine qualcuno gli chiese anche: «Ma lei per chi vota?» Lui disse: «Io voto
Per Forza Italia, titolo dell'Unità il giorno dopo, seguace di Berlusconi sottrae il pranzo ad emigrato africano.